Dopo Cornuda anche Asolo, un'altra barista vittima di una violenza assurda senza un motivo, a Cornuda scatenata da 50 centesimi di commissione bancomat, a Asolo sembra per un caffè forse pagato, forse no, e così nel bar al municipio pugni e spintoni all'improvviso che si fermano solo quando la barista riesce a chiamare i carabinieri. Siamo rimasti tutti sotto shock perché eravamo in pochi, però è scaturito da niente, non c'era nessun motivo plausibile perché succedesse ed era una persona che, per quanto sia nota, nei suoi momenti un po' di eccesso, alza la voce, canta, cioè è particolare, non era mai stato così aggressivo. Il cliente è conosciuto, frequenta i locali della piazza da anni, stavolta però è entrato nel bar come una furia. Per un motivo di un caffè si è sentito preso in giro, diciamo, perché diceva che il caffè non era pagato. Adesso non mi ricordo perché noi abbiamo sentito le urla e se l'è presa con la Manuela, aggredendola, spingendola, dicendole non mi fai fesso, ti insegno io l'educazione, cioè imprecando e mettendole le mani addosso. Sentì urlare, si stratonano, pensavo che stesse scherzando. Dopo ho visto che continuava a spingerla e dargli pugni e urlare ti spacco tutto, questo ho detto ma qua non stanno più scherzando. Un episodio che spaventa anche gli altri commercianti della zona che temono di essere in balia di clienti che diventano violenti all'improvviso. Se una persona arriva così col bastone in mano e ti entra nell'attività, cosa fai? Una donna poi. Ha sentito quello di Cornuda dell'altro giorno che le ha preso il collo per 50 centesimi, adesso sì, bisogna un po' stare attenti. Io cerco di evitare, se ti arriva la persona strana bisogna un po' stare all'occhio, insomma. Dai baristi e dai commercianti massima solidarietà alla vittima. Anche il sindaco Mauro Migliorini le esprime sostegno e ricorda che la violenza non è mai accettabile, una violenza che non è solo fisica. Una persona che ti mette le mani addosso senza motivo, così in quei modi, sono violenze che, cioè, l'ematoma può andare via, ecco, la violenza psicologica rimane. Si condanna in tutti i modi una scena del genere perché non deve esistere per nessuno e spero che venga fatto qualcosa, che almeno la persona venga allontanata per dare un buon esempio.